Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook, puntata che si divide in due parti. Nella prima parleremo di sanità, come prevenire e curare la salute, mentre nella seconda parte parleremo dei riconoscimenti anagrafici di coppie gay, che è il tema che è molto attuale, quindi sarà un tema da approfondire e da discutere. Nella prima parte, come dicevo, parleremo di sanità e ospite abbiamo il dottor Ravise Cappello, direttore sanitario di Medica Center. Buonasera, grazie. Buonasera a lei, grazie. E il dottor Antonio Olivo, direttore scientifico sempre di Medica Center. Buonasera a entrambi. Buonasera. La prima domanda che io faccio sempre in questa trasmissione è: come va? In generale, così, tanto per rompere il ghiaccio. Poi delle domande più approfondite, quelle più... Per fortuna bene. Bene, va tutto bene? Sì, per fortuna sì, va bene, le cose crescono. La gente sta abbastanza bene. Abbastanza bene sta? Abbastanza bene, cerchiamo di fare in modo di curare gente sana che vuole stare meglio. Ma mi chiedo, non è che con questa scusa del Covid, le faccio e le chiedo, sotto l'aspetto psicologico ci sono molte più persone che vanno da questi medici dopo il Covid. Non è che il Covid abbia lasciato delle tracce un attimino pesantucce sul corpo umano? Ne ha lasciate di molto pesanti. La più parte delle persone hanno avuto la fortuna, come me, di prendere il Covid e grazie al vaccino che avevo fatto, tutto sommato, avere un decorso privo di particolari problemi. Abbiamo molti pazienti, soprattutto della prima ondata del Covid, che ancora soffrono di disturbi olfattivi, cioè hanno perso la capacità di riconoscere odori e i sapori, per cui con alcune tecniche si stanno rieducando perché possono riacquistare questa dote fondamentale della vita, perché non sentire gli odori equivale a non sentire, sì, non ma capire oltre agli odori, anche sotto un aspetto psicologico proprio, dico io. È un discorso sicuramente che ha lasciato molti strascici, perché molta gente l'ha vissuta molto male, quindi e anche poi ci sono degli altri risvolti che però ancora non conosciamo, cioè il mondo scientifico di fronte a questa pandemia si è trovato veramente in una condizione... È cambiato il mondo completamente. Assolutamente, e quindi vedremo tra un po' di tempo, ma sicuramente l'impatto sul piano emotivo, come diceva lei, è stato molto forte. Sentite, voi siete due medici importanti, vi faccio una domanda, una curiosità, visto che io sono come telespettore a casa. Noto, vedo, poi tra l'altro ne parlavamo prima di entrare in trasmissione, in questo periodo, non so se è un fatto casuale oppure se succede sempre, vedo molta gente giovane che viene colpita da infarto. Domanda: c'è stato qualche strascico, o non dico del vaccino, del Covid, che può far sì? Qualche altro medico mi ha detto: guarda, succede sempre, è da una vita che succedono queste cose. Però io leggo molte persone giovani che vengono colpite da problemi cardiaci. Vi domando, secondo voi devono ancora essere fatti degli studi scientifici in merito, ovviamente? Su questo noi, non essendo cardiologi certo, e non essendo internisti... così a pelle dico una domanda se dobbiamo rispondere come risponde l'uomo della strada, quello che secondo me non è abbastanza noto sono i dati statistici, che non sono stati ben pubblicizzati, cioè non sono stati fatti conoscere in modo completo e appropriato, perché se si va a vedere sui dati Istat si vede che c'è stata una certa incidenza di determinate patologie in persone in età di solito dove questa incidenza non c'era, però sono dati che vanno sicuramente analizzati, vanno studiati e vanno valutati. Ad esempio, sempre nell'ambito dei disturbi cardiaci ci sono molti pazienti che ne sono afflitti perché hanno stili di vita che sono profondamente scorretti, certo. Alimentazione esagerata, consumo eccessivo di grassi, poca attività fisica, e questo pesa molto nella vita. Se vengono da voi li educate bene sotto questo aspetto, si può dire? Noi ci diamo da fare a occupare. Iniziamo da qui, perché poi voi avete ovviamente, fate molte cose molto interessanti, a partire ovviamente dai denti, dove ovviamente da lì nascono tante problematiche, a quella del sonno, perché poi parleremo del sonno, le apnee ovviamente che arrivano spesso, tanti si mettono quella maschera, certo. Per dormire la notte, per poter respirare bene, come poter risolvere questo problema. A chi ha bisogno anche di farsi bello, insomma, sotto l'aspetto estetico, quindi chi viene da voi sicuramente trova tutto e di più per soddisfare le esigenze della salute del paziente in questo caso. Diciamo che trova molto, tutto no, perché... Sì, è esagerato, no? Sì. Noi abbiamo fatto delle scelte... Però io ho fatto per... Io me la ringrazio, anzi la ringraziamo perché è fondamentale riconoscere questa cortesia.
Noi siamo nati, come diceva giustamente lei, come dentisti, quindi abbiamo una storia quarantennale, se posso dire, perché esatto. quest'anno, scusami se ti interrompo, quest'anno festeggiamo il nostro 40° anniversario, perché lo studio nel quale poi noi siamo entrati in un momento successivo è stato fondato nel 1983, scusami. E quindi ha fatto bene a ricordarlo, insomma, esatto. che avete un'esperienza quindi quarantennale. Quindi... Ed è stato fondato, fra i fondatori c'è stato uno dei padri della chirurgia maxillofacciale italiana, che è stato il professor Paolo Gotte, che è stato il nostro maestro, quindi noi abbiamo ereditato da lui tante cose, compresa un atteggiamento di ricerca continua verso una prestazione di alta qualità. Ecco, senta dottor Alvise, leggo. Io faccio domande che me ne farebbe la gente alla strada, no? Uno va in Croazia, dico Croazia o che chissà dove, trova che va lì, fa l'impianto con 10 euro, sto facendo esempi banali, e vieni qui in un giorno ti facciamo tutto. Io ovviamente non credo a queste cose. Non è mancanza di una professionalità anche nei confronti di chi lavora bene e di chi dovrebbe far sì che la salute della persona fosse fatta in un determinato modo, e questi ciarlatani, io uso questo termine proprio perché abbiamo avuto delle testimonianze anche di questo, sono lì che lo fanno con una libertà incredibile, addirittura dall'estero, insomma. Guardi, io fra le tante cose che faccio mi capita spesso di lavorare come consulente tecnico, preferibilmente d'ufficio, in questioni di malasanità in campo odontoiatrico, che è il settore dove ho maggiore esperienza ovviamente. E mi sono capitati anche casi di pazienti curati all'estero. Allora, come in tutte le cose c'è il buono e c'è il cattivo. È inevitabile che una prestazione che ha dei costi di produzione e dei costi di materiali che sono molto elevati, è difficile che costi proprio tanto poco. Quindi se io adesso faccio per dire una stupidaggine, e qui in Italia una prestazione la pago 100.000 euro e vado in Croazia e la trovo a 100 euro, beh, già questa grossa differenza dovrebbe mettermi in allarme. Ma mettiamo che in Croazia, dico la Croazia, non voglio nulla certo contro i croati, ma diciamo all'estero, via. All'estero, mettiamo che il collega estero sia bravissimo. Il problema nasce nel momento in cui ho una complicanza. Ho una complicanza, dove vado? A noi è capitato, per esempio, lei, dove vanno? A noi è capitato, per esempio, io ho una collega proprio croata, perché io faccio parte di una società europea dove ci sono tutti praticamente i paesi europei, e io ho una collega che mi ha mandato proprio durante il periodo della pandemia un suo paziente che era in cura, un padovano, che era in cura là per un problema che noi abbiamo tamponato. Ma la questione secondo me è da vedere anche da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista economico. Allora lì si può aprire un discorso molto ampio, ma che cerco di sintetizzare. Chiaro che noi in Italia abbiamo determinati prezzi perché abbiamo determinate spese, abbiamo determinati costi, abbiamo una determinata tassazione. In Croazia... Non solo, scusa, abbiamo l'obbligo di garantire un elevato grado di sicurezza, cioè da noi... Cosa vuol dire? Le procedure di sterilizzazione, detersione e igiene di ambienti, che costano delle cifre che sono mostruose, e da noi dovrebbero essere obbligate. Non è detto che altrove sia la stessa cosa. Quindi mentre c'è questo aspetto che non è detto che sia, ma anche dal punto di vista dei costi sicuramente all'estero hanno una tassazione dei costi completamente diversi dai nostri, poi c'è l'altro aspetto che riguarda, come diceva lei, ti fanno tutto in un giorno. Queste sono procedure che noi facciamo da più di 20 anni, anche noi facciamo questo tipo di trattamenti e forse siamo stati proprio tra i primi noi italiani e noi nello specifico a fare determinati trattamenti a livello nazionale, per cui credo con molta, poi girando io parecchio, adesso sono tornato proprio 15 giorni fa da Giacarta dove sono stato a parlare a un congresso internazionale, mi confronto con molti professionisti a livello internazionale e le dico la verità che sul piano odontoiatrico noi italiani non abbiamo niente da imparare da nessuno. Beh, anche tante altre cose immagino che questi. Ma sull'odontoiatria, che è il settore che noi frequentiamo e conosciamo da 30 anni, le assicuro che non abbiamo niente da imparare da nessuno. Anzi,
semmai abbiamo qualcosa da insegnare. Noi qui abbiamo molti davvero specialisti che all'estero sono delle eccellenze rispetto ovviamente Però, se posso interromperla, noi italiani abbiamo una grande passione per l'estero, perché io mi ricordo che 40 anni fa andavano di moda all'Olanda per i denti, in Olanda ti toglievano tutti i denti, ti mettevano su una dentiera e ti spedivano a casa. La gente poi tornava a casa distrutta e piangeva perché ovviamente si ritrovava con la dentiera che dopo 3 giorni cadeva e non stava più su, per cui c'è anche questo difetto nostro di italiani di avere un... Ma lì era per un problema, immagino, di risparmio, no? Sì, ma non solo risparmio, c'è anche l'idea che all'estero forse riescono a fare qualcosa che noi non riusciamo a fare, quando nell'ambito odontoiatrico è esattamente il contrario. Sì, la prevenzione di tenere bene e sani i denti, ovviamente io presumo sia da pulirli, lavarli costantemente 3-4 volte al giorno, almeno mi dicevano così una volta, io ero restio anche in questo, una volta era già troppo quando lo facevano, credo si parta da lì, giusto, però c'è anche chi riesce a fare questo e comunque ha dei problemi. Quali sono maggiormente le cause che uno ha dei problemi ai denti? Parlo problemi pesanti, non la carietta o tant'altro, insomma. Beh, la carietta, per fare l'esempio, è la malattia più diffusa al mondo, quindi è un problema che quantitativamente è molto grande. Il grosso rischio... Sì, anche perché uno ha tanti denti, quindi... Uno ha tanti denti, tante carie. Può avere tante carie, insomma. No. Il vero problema è che quando noi... 9 volte su 10 il paziente si rivolge al dentista, ma vale anche per il medico, per il cardiologo, per l'infettivologo, chi vuole lei, quando ha male, e si confonde l'assenza di dolore con la condizione di salute. Viceversa, non aver dolore non significa essere sani. E quindi, come abbiamo scritto, bisogna prevenire. Esattamente. C'è uno che se sta bene viene ugualmente. Deve venire lo stesso, fa le attività di manutenzione periodica, l'igiene professionale, in quell'occasione l'igienista invece... Le faccio una domanda, dottore Bannari. Io sto bene, vengo da lei, e come fa a vedere se sto bene, se ho una carie o meno? Le carie interne al dente, faccio una domanda ignorante naturalmente. Beh, ci sono 2 livelli, c'è una la visione diretta, quindi se c'è la carie è difficile fare una lastra? E poi ci sono le indagini radiografiche che ovviamente vanno fatte con molta cautela, perché non è che puoi sparare radiografie come niente fosse, ci sono delle norme di legge molto rigide che dobbiamo rispettare, tutti noi dentisti lo facciamo, quindi non è che siamo noi speciali, ma qui in Italia dobbiamo rispettare delle norme molto rigide, molto rigorose, per cui le radiografie devono essere fatte. È chiaro che se io oggi lei viene da noi in studio e vedo Giorgio Borile in bocca per la prima volta, di necessità le chiederò: ha radiografie? E se non le ha gliele farò, perché altrimenti non posso vedere. Ma se Giorgio Borile viene da noi ogni 6 mesi, non è che ogni 6 mesi faccio una radiografia. Chiaro. E a quel punto posso rapidamente intercettare il problema che può esserci. È anche vero che le radiografie, mi scusi, con l'avvento di tutte le tecnologie digitali hanno ridotto la quantità di raggi in maniera molto importante, per cui le radiazioni sono molto ridotte, perché poi ci sono dei software che sono in grado di elaborare le immagini dal punto di vista informatico, per cui si riesce a ridurre i raggi ed avere delle radiografie molto più significative dal punto di vista diagnostico. Mi dicono che i denti portano tante altre malattie, tante altre problematiche all'interno del corpo umano. Me ne può citare alcune delle più importanti che non curando i denti possono avere ovviamente i pazienti o le persone normali? Beh, sono tutte le malattie cosiddette focali, cioè... Una volta dicevano anche un problema ai muscoli, dipendeva anche dai muscoli, gravidanza, cuore, rene, perché se c'è una condizione di infezione cronica in bocca, nelle tasche parodontali per esempio, cioè nello spazio che c'è tra l'osso e il dente, si crea uno spazio virtuale nel quale penetrano i batteri, proliferano, e lei ha una coltivazione batterica che produce in continuazione i batteri, che può dare tutta una serie di problematiche, per cui questo non è assolutamente da trascurare, come non è da trascurare poi tutto quello che riguarda anche quanto l'osso e quanto i tessuti vengano rovinati da queste infezioni croniche, perché nel momento in cui poi il paziente decide di intervenire magari
magari la situazione non è più dal punto di vista odontoiatrico, osseo e gengivale così favorevole come sarebbe stata se si fosse intervenuti prima. Ma c'è un'altra cosa, le aggiungo, che è molto lontana dall'aspetto odontoiatrico apparentemente. Le nostre nonne erano solite dire ogni gravidanza un dente. Noi sappiamo che esiste una relazione chiara fra complicanze della gravidanza, parti prematuri, nati sottopeso, e condizioni di generale della madre. Questo per fare un esempio. Ci sono delle forti evidenze come ad esempio nei pazienti che soffrono di diabete le condizioni di salute della bocca hanno un ruolo estremamente rilevante nel peggiorarne l'andamento. Quindi bisogna controllare. Esattamente. Senta, dottore, un bambino nasce, ovviamente i dentini nascono un po' alla volta, poi si perdono, tutta questa storia qui. Quando si riesce a capire e a vedere e ovviamente ad aggiustare, se è giusto questo termine, una bocca di un bambino quando ha dei denti malformati? Allora, non so se ho fatto una domanda. No. Io adesso la spezzo in più parti. Allora, un bambino dovrebbe essere portato dal dentista, diciamo, intorno all'anno e mezzo, 2 anni, ma non per essere curato, semplicemente perché faccia confidenza. Fermo, e c'è qualcuno che gli porta? Cominciano adesso. Io non ho mai, nella mia storia, ho mai sentito portare dal dentista un bambino di 1 anno e mezzo. Adesso questa è una notizia che può essere utile ai nostri telespettatori. È interessante anche perché il bambino si comincia ad abituare e si può intervenire sul bambino quando il bambino non ha male, quindi ha uno stato d'animo molto più predisposto, lo si fa giocare sulla poltrona, perché se si mette in poltrona il bambino quando ha male e lo si aggredisce, lo si tiene fermo, lì ci siamo giocati tutto. Sentite, ma questo bambino dopo 1 anno e mezzo ha i dentini da latte ancora? Certo, ma i denti da latte servono per permettere la crescita di denti permanenti. Perdere un dente da latte troppo presto può creare delle difficoltà, quindi il dente da latte va curato come fosse un dente permanente. Poi, quando il bambino piccolo, 3, 4, 5, 6 anni, va dal dentista, se ha un buon rapporto, il dentista può aiutare il pediatra nell'individuare quei problemi legati ai disturbi respiratori del sonno che possono comparire in età. Poi ci ragioneremo perché è una tematica molto bella. Diventa un seguire la persona dall'inizio con quell'atteggiamento che dovrebbe essere proprio di qualsiasi medico. Io, se faccio il cardiologo, non è che posso dimenticarmi che il cuore sta dentro il mio torace e nel torace sta insieme a tutto il resto del corpo. Ovviamente. Se faccio il neurologo devo considerare tutti gli effetti. Assolutamente, ma nel bambino a un certo punto, ovviamente quando c'è la crescita dei denti normali, ovviamente ci sono molti bambini che hanno una crescita non perfetta, ci sono ovviamente, usano l'apparecchio, aiutatemi voi in questo tipo. La domanda mia è, nel visitare un bambino a 1 anno e mezzo si può evitare questo oppure è comunque influente sulla futura crescita dei denti normali? No, a 1 anno e mezzo noi possiamo insegnare alla mamma e al papà, ovviamente che non è meno importante, cosa non deve fare per provocare dei problemi. L'esempio tipico, vi racconto un aneddoto personale. Mia figlia è nata prematura, ormai è una giovane donna, quindi non c'è problema. Quando andavo in ospedale a vederla all'interno culla, l'ho trovata che aveva il ciuccio in bocca, che era stato bagnato col miele rosato, perché così, sentendo il dolce, la bambina tratteneva il ciuccio in bocca. Beh, il ciuccio non è una normale attività nella bocca del bambino, per cui quando noi diamo il ciuccio al bambino, gli facciamo apprendere un comportamento sbagliato che poi diventa molto difficile correggere. Il bambino non impara a deglutire in maniera corretta, favoriamo lo sviluppo del mascellare, cioè della parte alta della faccia, della parte mediana, e rallentiamo la crescita della mandibola. Allora, se noi prendiamo la mamma... Allora niente ciuccio. Niente ciuccio. Il bambino dovrebbe ciucciare quando mangia. E sua figlia piangeva o era una santa? No, mia figlia piangeva e dopodiché... E cosa faceva? Niente, la lasciavano piangere. La disposizione che avevo dato da medico alla caposala era: a mia figlia non date il ciuccio.
Hanno dato una cosa importante qui. Dopo, i bambini ovviamente vanno seguiti. Però c'è chi, adesso le dico che ha ragione lei, però c'è chi, le mamme hanno seguito, mi ricordo perché c'era un nipotino, hanno seguito, non lo so casualmente o se qualcuno gli ha detto quello che mi sta dicendo lei, e il bambino metteva il dito in bocca. Certo, perché il bambino spesso, i colleghi ginecologi lo notano molto più di noi, già durante il periodo di vita intrauterina spesso si vede che il bambino succhia il dito, ma quella è un'abitudine che è difficile evitare di fare, perché è un atteggiamento consolatorio normalmente. Il bambino normalmente dovrebbe ciucciare per alimentarsi e nella normale lattazione il bambino dovrebbe attaccarsi al seno materno, quindi c'è un momento di intimo contatto fisico bambino-mamma che è gratificato dal fatto che il bambino introduce un alimento che è dolce e le sostanze dolci hanno un effetto favorevole. Quindi bisogna legargli le mani? Non bisogna legargli le mani, però se il bambino... Ciuccio le avevo tolto, e le mani? No, le mani è impossibile legarle, però ad esempio possiamo accudire di più il nostro bambino. Sì, però la notte magari quando dormi cerco i casi estremi ovviamente, perché è giusto quello che dice che ecco, il ciuccio quindi può anche influire nella crescita di problemi proprio di correttezza della crescita del dente, quindi, assolutamente, e poi c'è bisogno dell'apparecchio, quindi e alle volte può alterare la crescita dello scheletro. Quindi voi mi dite che in tutte le persone, se i denti sono curati all'inizio, i denti nascono sani tutti? No. C'è una predisposizione genetica anche che noi medici non siamo in grado di controllare, cioè ci sono determinate persone, ma non solo nell'ambito odontoiatrico, in tutti gli ambiti della medicina, che comunque si chiamano delle tare genetiche, cioè hanno delle predisposizioni a sviluppare determinate malattie. Certo. Quindi su quelle noi non possiamo fare niente, però come diceva il dottor Cappello possiamo guidare in qualche modo sia dal punto di vista dell'educazione del bambino che dell'educazione dei genitori, o controllare la crescita, lo sviluppo, in maniera tale da portare il bambino a svilupparsi in un modo, diciamo, corretto, più fisiologico. Ecco. Senta, dottor Olivo, dato che mi sta dicendo lei, io poi un'altra cosa da chiedervi per quanto riguarda l'impiantologia, cioè tanti vanno ovviamente al dentista, c'è bisogno di fare questo lavoro, diventa un lavoro faticoso, un lavoro doloroso, un lavoro costoso, c'è solo quella metodologia lì per poter sistemare i denti? E la seconda domanda è non c'è nessun'altra possibilità di dire, non so, lei quando per esempio, adesso non saprei spiegarlo tecnicamente come si fa il problema, se uno viene lì ha bisogno ovviamente del dente e dei denti, per mettere dei denti all'interno c'è bisogno che abbia, correggetemi se dico delle scorrettezze, l'osso sano, l'osso non sano, ecco, il dentista se ne accorge e delle volte lo fa ugualmente anche se non dovrebbe farlo, oppure, perché mi sorride? Perché bisognerebbe che stessimo qua una settimana per rispondere a questa domanda. Era troppo impegnativa. Però perché l'ho complicata io, però se l'ho complicata, perdonatemi adesso, sotto l'aspetto ovviamente... Di rispondere in maniera semplice. Il mondo dell'implantologia è un mondo vastissimo, dove non si può parlare di implantologia, bisogna parlare di determinate situazioni che vanno risolte con determinati impianti, perché di impianti ce ne sono moltissimi e non è che si usa un impianto. Scusi, ho sempre visto gente che, non tanta, però parecchi che hanno subito l'implantologia hanno avuto dei grossi problemi poi. Sì, ma questo ci sta, perché in medicina qualsiasi terapia si metta in atto, qualsiasi intervento venga eseguito, espone il paziente ed il medico a una serie di complicanze. Ma molto è legato anche a chi fa le cose, perché ci sono professionisti che hanno più esperienza in determinati campi, hanno più consuetudine, perché sa, se io faccio un intervento di implantologia all'anno la mia esperienza è quella, se ne faccio 100, se ne faccio 500 l'esperienza è diversa, però bisogna un po' uscire dall'idea che con l'impianto si risolve tutto, ci sono vari impianti per risolvere vari problemi. Sul piano del dolore direi che questo è un retaggio del passato, perché ormai noi lavoriamo molto
o in sedazione, con una sedazione cosciente. No, parlo del dolore dopo io. No, difatti arrivavo proprio a quello. O lavoriamo anche in anestesia generale, questo dà tutta una serie di caratteristiche anche nel post-operatorio, perché noi somministriamo dei farmaci, la pressione del paziente è tenuta più bassa, c'è meno sanguinamento, meno edema, meno ematoma, meno dolore, cioè ci sono tutta una serie di strategie terapeutiche che noi negli anni abbiamo affinato e che mettiamo tutti i giorni in atto, che danno molto comfort al paziente. Le dico questo, che mi è successo la settimana scorsa, che un paziente è venuto da noi perché era stato in uno studio in provincia dove avevano per 3 volte tentato di fargli un impianto su un premolare superiore, per 3 volte questo impianto era caduto. Questi 3 interventi avevano creato un grosso riassorbimento dell'osso, per cui ho dovuto fare un intervento di ricostruzione dell'osso, l'ho fatto in sedazione, il paziente l'ho chiamato il giorno dopo, mi fa: guardi dottore, nemmeno da fare un confronto con quello che mi è stato fatto le altre volte, soprattutto in termini di comfort, perché il post-operatorio è stato molto più leggero. Prima della pubblicità, visto, passato velocemente, poi dobbiamo parlare del sonno, che è una cosa molto interessante, dei problemi che può arrecare il non dormire. Senta, viene un paziente, viene a sostituire, a mettere un dente, insomma, con che materiale consigliate voi? Qual è il miglior materiale? Una volta si metteva quello d'oro, di ferro, non lo so. Oggi qual è il miglior materiale? Non c'è il miglior materiale, c'è il miglior materiale per quel paziente. Allora mi dica il miglior materiale, perché una volta dicevano il miglior dente in ceramica, oppure c'è stato un cambiamento epocale negli ultimi 15 anni, perché la tecnologia ci ha consentito di utilizzare dei materiali che prima non eravamo... La porcellana poteva essere? Sì, che prima non eravamo in grado di utilizzare, perché diciamo che per decenni il materiale migliore era l'oro, perché l'oro aveva tutta una serie di caratteristiche di lavorazione. Ce ne sono ancora che li fanno d'oro? Non c'è più nessuno che utilizza l'oro di fatto, perché costa troppo. Allora sarebbe un materiale ancora molto attuale, però costa troppo e dal punto di vista estetico non lo accetta più nessuno. Adesso lavoriamo con le ceramiche integrali, cioè con dei materiali che hanno una parte strutturale fatta con un materiale più duro e con una parte esterna di ricopertura ceramica. E anche lì c'è una varietà di costi ovviamente da A, oppure fino a un certo punto, perché ormai la tecnologia su questo ha abbastanza, diciamo, livellato tutto quanto. Ci sono un po' di variazioni e poi dipende anche molto dall'odontotecnico, perché l'odontotecnico non è una figura marginale, è una figura fondamentale nel nostro settore. Ovviamente, per quanto diceva prima il dottor Alvise, da un dente di un certo materiale a un altro dente può cambiare ovviamente nel paziente il gusto, il modo di mangiare, il modo di fare, cioè come fate a capire che in quel paziente, come diceva il dottor Alvise, ci vuole quel tipo di porcellana, quel tipo di ceramica? Sul tipo di materiale diciamo che si equivalgono tutti abbastanza. Quindi non cambia nulla. Le scelte sono o strutturali, cioè ci sono materiali che strutturalmente si comportano meglio con dimensioni minori, o estetico, perché ci sono situazioni in cui per esempio c'è bisogno di ricoprire un dente scuro sottostante, allora bisogna utilizzare un materiale esterno che sia più coprente, o viceversa, cioè se il dente sotto da ricoprire non è troppo scuro si può usare un materiale più traslucente. Vado in pubblicità prima. Sua figlia ha tutti i denti a posto senza il ciuccio? Ha una bocca splendida. Non avevo dubbi. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi, poi parleremo del sonno.